Oggi sono onorato di essere qui a rappresentare l'amministrazione di Borgo Virgilio all'alba di questa nuova iniziativa che coinvolge l'amministrazione, appunto, gli Amici del Forte, CHV, la Proloco e tutti i cittadini che poi vorranno darci una mano in questa nuova avventura che è pensata per i nostri ragazzi, persone con disabilità che però sanno darci tanto e che qui possono sicuramente trovare un ambiente e una situazione ideale per svolgere delle attività importanti che li possono aiutare nel proseguio della loro vita. È un progetto di comunità dove i nostri ragazzi vengono, fanno delle attività anche quotidiane, sperimentano anche la loro abilità nel fare delle cose, vanno a fare la spesa, si fanno da mangiare, mettono a tavola, cioè fanno tutti quei gesti quotidiani, devono imparare a farli bene all'interno di un contesto che è un contesto meraviglioso e dove assieme agli Amici del Forte si possono poi sviluppare delle ulteriori attività come la gestione dell'orto, la gestione di eventi specifici, cioè movimentare un po' la scena e fare in modo che questo posto si animi ancor più di quanto non lo fosse prima. Con molta soddisfazione, anche con molto lavoro di noi volontari praticamente, perché qui non c'è assolutamente scopo di lucro, l'abbiamo preso in mano perché era un peccato lasciare andare il malora, quindi è aperto a tutta la cittadinanza. Il parco è aperto a tutti i cittadini con i bambini che vogliono partecipare a giochi durante il periodo estivo. Quindi è grande soddisfazione aver preso in mano un'attività del genere per esserci messi a disposizione di tutta la cittadinanza. E vi ricordo anche che chi vuol partecipare nel periodo estivo a fare dei compleanni, a qualsiasi cosa, anche pranzi di famiglia così, c'è solo da richiedere la baracca o il parco in quel giorno lì e viene dato gratuitamente, ecco, tutto lì. E poi c'è anche la possibilità a farsi socio per venire a pescare durante la settimana. Oggi è l'inaugurazione di questa convenzione che abbiamo con i ragazzi del CHV, però l'ho detto, formalmente è cominciata a novembre, insomma. Ecco, i ragazzi all'interno della baracca fanno il pane, fanno la pasta e quindi passano la giornata impegnati, direi, insomma. Ecco. Noi abbiamo un orto botanico qui, quindi l'idea è quella di farci aiutare a seguire questa attività del nostro orto. E poi credo che anche il posto sia molto bello, molto importante per loro, quindi credo che è un aiuto reciproco, ecco, che ci stiamo dando. E il 2019 sarà l'anno della conclusione di questa convenzione, io spero che si possa andare avanti ancora per parecchio tempo, insomma.